Balzo in avanti dei contagi da coronavirus, si parla di 31 nuovi positivi riscontrati in mattinata nel veneziano, che portano il totale dei positivi a 291, 15 ricoverati a dolo, uno dei quali in terapia intensiva. Per quanto riguarda le nuove positività, si tratta per lo più di lavoratori stranieri rientrati da paesi d'origine o di vacanzieri di rientro da paesi a rischio o dalla Sardegna, sottoposti a tampone. Casi singoli asintomatici che vengono letteralmente stanati dalla campagna di tamponi a tappeto che le ULSS territoriali hanno messo a punto. Già 14.000 le persone che di rientro da paesi a rischio sono state sottoposte a tampone dall'ULSS 3 nelle ultime 2 settimane. Di queste più di 10.000 direttamente all'aeroporto Marco Polo, che ha adottato i test rapidi con esito in mezz'ora, e poco più di 4.000 nelle 5 postazioni territoriali. I destinatari sono principalmente viaggiatori che rientrano dai 4 paesi per cui è previsto l'obbligo di tampone: Grecia, Spagna, Croazia e Malta, ai quali si aggiungono da giovedì quelli che arrivano dalla Sardegna. Per questi non c'è l'obbligo, nonostante sia fortemente consigliato, ma moltissimi rispondono al senso di responsabilità e si sottopongono al test. Solo nel primo giorno sono stati 110 nelle sedi allestite sul territorio e 143 in aeroporto. L'impegno prosegue, i 5 punti distribuiti nel territorio, ricorda il direttore generale Giuseppe Dalben, aprono e lavorano ogni mattina, anche il sabato e i festivi dalle 7 alle 13. In aeroporto gli operatori dell'ULSS 3 sono a disposizione di chi sbarca dai voli 24 ore su 24.